Un'iniziativa sicuramente lodevole oggi, questa della panchina rossa presso la sala polifunzionale del centro antiviolenza e anti-stalking Telefono Aiuto. I ragazzi del Leo Club hanno avuto questa sensibilità, cioè dire di portare davanti la sala polifunzionale del centro antiviolenza, anti-stalking e telefono aiuto una panchina rossa, che è il simbolo di tutte quelle donne che non sono riuscite a scappare dal loro carnefice, che non sono riuscite a chiedere aiuto e a denunciare. È un simbolo importante e riconosciuto in fondo un po' in tutto il mondo come strumento di contrasto alla violenza, perché noi pensiamo a questa panchina nel centro storico, chiunque passerà da qua potrà ricordare le donne che non sono state capaci di denunciare il loro carnefice e che sono state uccise. È come dire: io sono qua e dovete contrastare la violenza. Il vostro centro è da tantissimi anni presente nel territorio. Il nostro centro è ormai da 20 anni presente sul territorio, ha evoluto il suo modo di approcciare le donne vittime, perché ha studiato, ha cercato di fare formazione, ha cercato di fare informazione, che è quella necessaria per cercare di convincere le donne vittime di violenza a chiedere aiuto e a denunciare, perché questo è l'unico modo per non ricordare il posto vuoto. Allora, innanzitutto questa iniziativa parte dal mio passaggio di campana, dall'insediamento della mia presidenza. Ai presenti non ho voluto omaggiare con mazzi di fiori, ma ho voluto fare un atto concreto, donando questa panchina rossa che sia il simbolo di tutte le persone che passeranno qua in questo vicolo a ricordare le donne che sono state vittime di violenza. Diciamo che anche questa giornata è molto particolare perché non abbiamo voluto donarla, diciamo che lo scopo è quello di parlare sempre, ogni giorno delle donne e non solamente per il 25 novembre o per l'8 marzo. Noi del Leo Club Agrigento siamo molto, dedichiamo molto al tema delle donne, quindi per me è stata veramente un onore nell'inaugurazione di questo giorno, ma soprattutto devo ringraziare il centro antiviolenza e anti-stalking Telefono Aiuto, a tutta l'associazione, ma soprattutto un ringraziamento speciale va ad Antonella Gallo Carrabba per la sua disponibilità nell'organizzazione.